Oggi abbiamo qui Maria e Andrea Bizzotto, che è il nostro papà che ha scritto un libro per Julia Grace. Che effetto fa intanto questo ritorno in Italia, a Cittadella? Ciao intanto a tutti. Sì, è emozionante molto, anche per il fatto che erano moltissimi mesi che non tornavo giù, e anche specialmente ora che mi aspettano anche per la presentazione, ancora più felice insomma per me questo periodo, ecco. Spero che il libro piaccia a qualsiasi persona, che possa essere anche di aiuto per altre persone che magari soffrono in questo momento purtroppo, e che lo usino anche magari per stare meglio e per scaricare insomma la negatività. Tu come stai adesso? La tua salute come va? Io ora mi sento un po' meglio che le settimane scorse, che ero in ospedale per alcune complicazioni per le chemio che avevo fatto precedentemente, e penso che continuerò insomma con altre cure, ma non più chemio, perché visto che mi fanno troppo male, sperimenterò qualche altra cura, ecco. Comunque oggi bene. Quindi pronto per domani sera? Sì. Emozionato? Sì, molto. Anche Maria emozionata. Domani sera avremo anche una presenza speciale, insomma, che è quella di Giacomo Rossetto, che è un attore del Teatro Bresci, che appunto ci leggerà alcuni estratti del libro. Sei felice di esserci? Io sono molto felice e molto contento di conoscere Andrea, Maria, vedo l'ora di vedere anche la bambina, perché essendo papà è una storia che mi tocca, quindi venite in tantissimi domani per conoscere questa storia, comprare il libro e stare tutti vicini ad Andrea e alla sua famiglia, che vi aspettiamo.